Questa mattina davanti all'ex ospedale Marino la proposta del gruppo del PD e dei progressisti sardi, siamo in compagnia del consigliere comunale Fabrizio Marcello. L'iniziativa di quest'oggi qual è? L'iniziativa è quella di sensibilizzare immediatamente il presidente Pigliaru affinché l'ex ospedale ex pronto soccorso venga demolito. Abbiamo fatto una stima che ci vogliono circa 600.000 euro per abbattere lo stabile, quindi una cosa immediata. Seconda cosa, dopo il procedimento del Consiglio di Stato che azzera la concessione alla società aggiudicatrice, chiediamo che la Regione Sardegna ci dia lo stabile e quindi noi diventiamo i proprietari, e noi siamo pronti a cambiare la destinazione d'uso e riportarla a quella originaria, che era quella alberghiera o turistico-ricettiva, e quindi noi siamo pronti. Quindi serve solo mettere a sistema poi il compendio di Molentargius, l'ippodromo, il Poetto e poi Santa Gila. Credo che questo sia un po' il sogno di tutti i cagliaritani, e credo che il ragionamento debba essere fatto non solo come Cagliari ma anche come città metropolitana. Demolizione del vecchio pronto soccorso che sta proprio adiacente a questa struttura che di fatto invece è vincolata, quindi riportare poi anche la struttura quasi originaria dal punto di vista proprio sia estetico che in questo caso anche delle parti muratura. Sì, allora bisogna, naturalmente questo è un bene vincolato, quello che chiediamo è naturalmente un bando internazionale dove l'aggiudicatario naturalmente non possa, perché non si può demolire l'esistente. Queste cubature devono essere ristrutturate, però messe a sistema in un compendio più ampio che è quello ricettivo e naturalistico. Le condizioni ci sono, bisogna adesso prendere subito la palla a livello politico e dare subito l'input. L'abbiamo fatto con un ordine del giorno e siamo pronti a portare avanti questa proposta. E in questa fase anche i comuni dell'area metropolitana avranno loro stessi proprio una sorta di incarico, cioè creare sinergia. Credo che la discussione politica debba naturalmente non lasciare fuori la città metropolitana. Abbiamo un'interlocuzione seria anche sia io come delegato ai trasporti, ma credo tutto il Consiglio verrà allo stesso tempo coinvolto, e quindi credo che l'idea sia per non solo Cagliari ma per il bene di tutta la città metropolitana. Finalmente si è risolto il contenzioso tra la Regione e la società che si era aggiudicata il bando per la riqualificazione dell'ospedale Marino, quindi questo è il momento giusto per prendere le decisioni e per avviare tutti i processi. Noi vogliamo che questi processi siano rapidi, perché questo è un bene di un valore inestimabile, una posizione che insomma tra le più privilegiate della zona. Sicuramente io vedo come possibilità quella che diventi una struttura ricettiva, ne ha tutte le potenzialità. Il pool prevede anche la possibilità di realizzare servizi spiaggia di fronte alla struttura. Con il clima che abbiamo, con la vicinanza della spiaggia del Poetto e della zona alla città, può essere una struttura ricettiva che lavora tutto l'anno, quindi questo non può che essere la destinazione e la finalità migliore per questo immobile. Il primo passo è quello della cessione da parte della Regione dell'immobile, per l'appunto dell'ex. Allora io credo che questa sia una delle opzioni, nel senso che se la Regione è pronta in tempi brevi a fare un nuovo bando di concerto con il Comune, tenendo presente anche degli altri beni che ha il Comune, e può dare risposte rapide e veloci, potrebbe anche essere un nuovo bando della Regione. Diversamente il Comune di Cagliari ha dimostrato in questi anni di operare con celerità e dare risposte in tempi brevi, quindi il nostro interesse è quello di restituire l'immobile nel minor tempo possibile. Certo. E dare anche delle possibilità dal punto di vista economico per sfruttare questa possibilità.